Varcando la barriera che chiude gli stagni, entriamo in un mondo tutto particolare, ancora cristallizzato in una struttura che risale a tempi immemorabili. È un mondo pieno di ombre, di interrogativi, di tensioni spesso drammatiche per le violenti lotte di interessi che lo agitano. Questi stagni, che per molti secoli sono stati la maledizione di Oristano, sono in realtà un'enorme ricchezza, delle vere miniere di pesce. E il nome di stagni d'oro con cui vennero battezzati fin dai tempi più antichi si riferisce appunto alla loro prodigiosa pescosità. Tutti gli stagni del mondo collegati col mare presentano questo fenomeno, ma quelli di Oristano sono conosciuti come i più pescosi d'Europa. Basti dire che le valli di Comacchio danno una media di 2 quintali di pesce per ettaro, mentre questi arrivano a 5-6 quintali. A chi appartengono questi stagni? Al demanio marittimo? Al comune? Sono acque pubbliche cedute a terzi come riserve con diritti esclusivi di pesca, oppure sono proprietà private? Sono appunto questi gli interrogativi che da 100 anni rimbalzano da un tribunale all'altro, accumulando montagne di atti, di sentenze, di perizie, di ricorsi. È una battaglia di carte bollate tuttora in corso, ormai nota col nome di questione degli stagni. Attualmente però la maggior parte degli stagni sono divenuti acque pubbliche e ceduti per lo sfruttamento a cooperative di pescatori. Ma lo stagno più grande, quello di Cabras, è ancora proprietà privata. Attorno a questo stagno la battaglia legale è divenuta accanita soprattutto dal 1958, quando il governo della regione sarda emanò la famosa legge numero 39, che aboliva i diritti esclusivi di pesca sulle acque della regione. Quando si tentò di applicare la legge allo stagno di Cabras, i proprietari vi si opposero perché il decreto poteva dichiarare decadute le concessioni di pesca sulle acque pubbliche, ma non sulle acque private. In altre parole, la regione poteva abolire un diritto di pesca, ma non un diritto di proprietà. Ma i proprietari come possono dimostrare che si tratta di acque private? Ci risponde l'avvocato Aldo Uras, socio e legale delle peschiere di Cabras. Nel 1650-52, quando la Sardegna era sotto la dominazione spagnola, il re di Spagna, Filippo IV, dovendo sopperire a delle spese ingenti per la guerra che allora ferveva in Catalogna, si rivolse a un banchiere genovese, certo Gerolamo Vivaldi, e ottenne da questi un mutuo di 149.000 reali da 8 in argento, con un patto per cui il banchiere versava alle casse dello Stato questa somma e lo Stato gli concedeva l'uso di queste peschiere perché il Vivaldi e poi i suoi eredi ne godessero come cosa propria fino a quando non gli fossero restituite le somme che erano state versate. Quando in seguito al Trattato di Lussemburgo la Sardegna passò sotto la dominazione sabauda, gli eredi del Girolamo Vivaldi, forse perché erano venute meno le loro fortune, richiesero all'amministrazione delle finanze piemontesi il rimborso della somma, offrendo in restituzione le peschiere. Ma poiché le finanze dello Stato non erano in condizioni o non vollero, non si sa perché, riscattare queste peschiere, i Vivaldi chiesero allora l'autorizzazione a venderle. E infatti ottennero questa autorizzazione e le vendettero al Salvatore Carta di Oristano. Ritiene che l'acquisto sia stato un buon affare per il Carta e i suoi eredi? E questo, dal punto di vista economico, indubbiamente fu un buon affare, perché il reddito della peschiera è sempre stato e deve essere sempre stato, anche in altri tempi, molto alto. Quindi, da un altro punto di vista, però, per le controversie, per le innumerevoli controversie che si sono ingenerate intorno a questa peschiera e che ancora durano oggi, certamente non fu un buon affare, perché il possesso di questo bene fu sempre contestato e naturalmente ha amareggiato quantomeno i possessori o proprietari o gli sfruttatori, come li vogliamo chiamare. Che si tratti di proprietà privata è dal punto di vista legale confermato da tutte le sentenze dei tribunali, sulla base dei documenti esibiti dai proprietari. L'ultima sentenza che ribadisce questo diritto risale solo al giugno del 66, per cui la peschiera di Cabras rimane ancora oggi inespugnata. Si tratta d'altra parte di una forma di latifondismo che sopravvive in una società che da tempo ha chiuso questo capitolo. Ma ciò che appare ancora più arretrato del diritto ad un feudo idrico è l'esercizio di questo diritto, che comporta il mantenimento di strutture incompatibili con quelle della società moderna. Anche se i rapporti di lavoro sono negli ultimi tempi migliorati notevolmente, permane una gerarchia di manodopera e di retribuzioni basata su schemi ormai fuori del tempo, superati da secoli. Per non distruggere la pescosità delle acque, ben pochi uomini sono ammessi alla pesca. Nello stagno di Cabras non superano i 250.
I pescatori sono divisi in categorie rigorosamente disposte a scala. Il gradino più basso di questa scala è il pescatore con la barca di giunco. Non può usare barche di legno e neppure reti, ma solo la fiocina o le lenze a traino. Il diritto di pesca gli costa 50.000 lire per la stagione che va da settembre a maggio. Ha a suo carico gli attrezzi e la barca, che dura solo un mesetto e poi marcisce. Rifarla gli costa solo 5.000 lire. Perché non gli permettono di usare una barca di legno? Per essere certi che non utilizzi reti. Un gradino più in su vengono i pescatori che hanno diritto alla barca di legno e alle reti da posa. Anche essi possono pescare solo da settembre a maggio. Non pagano canone, ma trattengono per sé il 60% del pesce pescato e versano la differenza all'azienda della peschiera. Vengono poi i pescatori che possono usare reti a strascico, ma a maglie larghe. Prendono solo i pesci più grossi, che sono anche i più rari. Possono pescare tutto l'anno e anch'essi trattengono per sé il 60% del pesce. Ancora più in su troviamo i pescatori che hanno in dotazione reti a maglie strette alle stesse condizioni dei precedenti. Sono quelli che beneficiano della pesca più abbondante e di un lavoro continuativo. In cima alla scala vi sono i titolari della peschiera, che si riservano tutta la pesca ricavata dalla camera della morte, nel punto cioè dove il pesce che tenta il ritorno al mare viene trattenuto dai labirinti e dalle palizzate di canne. Gli uomini addetti a questa pesca sono giornalieri e a carico dell'azienda della peschiera sono le barche, le reti, tutte le opere di manutenzione per proteggere la pescosità dello stagno. Questa scala a progressione geometrica, socialmente molto arretrata, è sopravvissuta fino ad oggi. Tutti gli stagni nei quali la legge 39 della regione ha abolito i diritti esclusivi di pesca sono stati dati in concessione a cooperative di pescatori. Dapprima le cooperative hanno stentato ad avviarsi per la mancanza di spirito di solidarietà fra i soci, per la diffidenza e le rivalità che li dividevano e per l'individualismo tipico del pescatore che gli impedisce di vedere più in là della propria barca. Oggi questi aspetti negativi sono stati superati e i soddisfacenti risultati ottenuti hanno convinto tutti della necessità di difendere gli interessi generali della categoria e non pensare esclusivamente al proprio personale guadagno. Nelle cooperative l'80% del pesce pescato sia negli stagni che nelle camere della morte viene diviso fra i soci in parti uguali. Naturalmente stanno a carico dei pescatori gli attrezzi, le barche e la manutenzione degli stagni. È cambiato qualcosa con le cooperative? Si sta un po' meglio, poi abbiamo il campo di lavoro sicuro e sappiamo dove andare a lavorare, abbiamo assicurazione di malattia, cassamuto e tutto quanto, no? Si è comprata la casa? Sì. Dove? Sì, a Santa Giusta. Ha comprato anche la vigna? No, niente vini al terreno, niente. Solo mi sono comprato l'anno scorso una macchina usata, l'ho pagato 300.000 lire per andare da un posto all'altro. Avete tempo di occuparvi di altri lavori? Sì, signore. E cioè? Andare alla vigna, alla paticella, eccetera, eccetera. La vigna è sua? Sì, signore. Ha anche la casa sua? Sì, signore. Via da Feno. Città. E anche l'automobile? 3 biciclette. Gli stagni sono stati l'ultima cittadella del Medioevo oristanese a capitolare. Secoli di rassegnazione e diffidenza, tutto un passato...